Un saluto a tutti a questa puntata nuova de Noesis, Filosofia in Sardu. Oggi parliamo di un altro filosofo di Portumannu, uno dei nostri babbos della filosofia dell'antichità, che è appunto Aristotele. Appustisi di Socrate e di Platone, in qualche maniera Aristotele costituisce una triade, completa la triade appunto dei filosofi o dell'antichità che hanno di sicuro influenzato la cultura occidentale e non solo. Aristotele narimoso nasce a ista gira, narimoso qualche nota biografica di questo filosofo. Ista gira è una città della Macedonia, di questa regione della Grecia appunto. Nasce in su 394 in antisi di Gesù Cristo e morì in su 322. Ducas est un homine de su ebattero seculos in antisi de Gesù Cristo, ad abividu in tutto proprio questo secolo. Si trasferì poi in Atene e entra in sa accademia platonica. A Molgianadu ite vudis accademia platonica. S'accademia vudi appunto un'iscola a carattere iniziatico, un'iscola fondata sopra il modello delle scuole pitagoriche da Platone. Issu intra in s'accademia platonica, vudi unu iscolanu de Platone, ducas commente Platone vudi iscolanu de Socrate, gasi Aristotele eredita da Platone unu pagu sas ideas suas, a su mancu in su primo periodo de su meledu sou praticamente. O in maniera contraria potremmo narrare che Socrate è stato su maestro di Platone e Platone è stato su maestro di Aristotele. Ducas abeste un collegamento, un nesso intre questo filosofo. In su 330 34, manco siamo in questa età, fondata in Atene sul liceo appunto Peripatos, Peripatos che narrare appunto a passizzare, che fu costituito da questa passizzata interna sul liceo, in cui issu appunto tenia sa lezione suasa e passeggiaiada con sos iscolanus suoso, faidande proprio de quistiones filosoficas. Un'opera di Portumannu è S'etica Nicomachea, S'etica Nicomaco, che Nicomaco è appunto su Vizusou, e narra appunto che s'amiganzia, o s'amistade, si preferides, e sa veridade, sono ambas de importu, ma è cosa santa a onorare di prusu sa veridade. E questa frase potrebbe essere appunto indirizzata probabilmente a Platone, che è chiaro che Platone è stato suo maestro sou, però il vero puro che Aristotele narra è giusta s'amicizia, il bene a conservare s'amiganzia, sa amistade, però è più giusto a onorare sa veridade. Con una frase latina potremmo narrare amicus Plato sed magis amica veritas, so amico de Platone però so plus amico de sa veridade. Ducas questo è un manifesto programmatico proprio della filosofia di Aristotele che pur si dà importanza manna a sa amistade però è plus amico de sa veridade. Intre sas operas suas pro de importu agattamos appunto una suddivisione classica, un pago chi sos studiosos o sos istoricos della filosofia vaghen, est a narrare sa partitura in iscritos acroamaticos o esotericos, est a narrare sos iscritos indirizzados a s'iscola, ducas a carattere narimoso segretu, e sos iscritos esotericos, est a narrare sos iscritos indirizzados a cussos chi sono a fora de s'iscola, sos profanos in qualche maniera. Intre sos iscritos esotericos, cussos chi sono appunto destinados a sos prusu, ammentamus su protreticu o esortazione a sa filosofia. Invece, intre sas operas esotericas, ammentamus s'organon, chi pertoccat sos iscritos de logica, sa metafisica, che è forse su libro più famoso, più famado di Aristotele, è un'opera in battol di libros, in cui va da
argumentos meda. Este vinzas una fonte de importumannu posa biografia pro ischire unu pagu sa vida de sos atros filosofos de s'antichidade, sos filosofos de sa fisis, podimus narrere, ducas Talete, Anassimandro, Anassimere, bisognu totu una serie de partes dedicadas, soprattutto in su primu libru, de sa metafisica, dedicada proprio a custos primos filosofos. E poi sas operas badam de ammentare finzas a operas scientificas, comente operas de fisica, de storia naturale, de matematica, de psicologia, proprio a dimostrazione de comente Aristotele at persighidu questo ideale de su filosofu a totu campu, unu filosofu chi si occupat non de una parte bia de sa realidade, ma abbrazzat totu sa realidade in sa totalitade sua. Di sicuru sa fisica aristotelica est de importumannu finzas in crae moderna, poite sa fisica moderna at demolidu sa fisica aristotelica, ducas unu accennu lo amus a faghere finzas in custu arresonu supra de Aristotele. Aristotele, a proposito de sas scienzias, distinghet tres tipos de scienzias, sas chi issu definit sas scienzias teoreticas, ducas che hanno a ite faghere con sas cosas appunto teoricas, sa parola matessi lunarada, sas scienzias praticas e sas scienzias poieticas o produttivas. Ducas custa est unu pagu una parzitura chi de solitu si faghet, chi pertoccat proprio sas operas, sos tres tipos o mezus de scienzia de Aristotele. Amus faeddadu proprio de custu libru, de sa metafisica. Sa metafisica, prima de totu, non est unu termine, non est una parola da attribuire a Aristotele. Aristotele può identificare questa materia la tichirriaiada filosofia prima, sa filosofia più importante, sa filosofia prima chi appustisi con sa catalogazione data da Andronico di Rodi in su primo secolo innantisi de Gesù Cristo, ha dato sa denominazione appunto di metafisica in greco, che sta a narrare sul libros chi benini appustisi sul libro de fisica. Ducas in sa catalogazione de Andronico de Rodi, sul libros de metafisica sun sul libros de filosofia prima, come amus nadu, chi benini catalogados appustisi de sul libros de fisica. Però metafisica è stata finzas a delineare unu termine che est proprio a designare sa filosofia prima, appunto, sas cosas prus altas in calchi maniera. E sa metafisica studia de fundamentu batto cosas, s'essere in generale, podimus narrere. Ducas sa metafisica est scienzia chi studia da s'essere in cantu essere, s'essere in generale. Appunto, s'essere concepidu come accidente, e sta a narrare s'accidente, est calchi cosa chi vi podet essere o pi podet finza non essere. Una cosa accidentale potet essere chi deo denzo sos scherrizzos o chi non lo stenze, però una cosa invece sostanziale in sa persona mia, come de totus os homines, est sa razionalidade. Se uno non tenet sa razionalidade non potet essere definitu come omine. Se uno tenet custa giacca o non tenet o non tenet sos scherrizzos, tenet o non tenet un aneddu, non li comporta nulla a livello sostanziale. Ducas custas cosas sono accidentales. E Aristotele, appunto, faeddat ad essere come accidente. Sa metafisica studiat proprio s'essere come accidente, ma non solo. Studiat finzas sas categorias, chi sono cussas determinaziones generales chi ogni essere tenet, chi ogni essere ada, e non podere faghere a mancu de aere. Custas determinaziones, pro esempio, sono sa sustanzia, sa quantitade, sa calidade, sa relazione, eccetera. Ducas est unu pagu custu su chi studia sa metafisica. Studia finzas s'essere comente beru e s'essere comente potenzia e attu. Finzas custu aspettu lu idimus tra pagu. Ducas sas categorias amus nadu chi sono cussos generes supremos de s'essere, sas maneras de fundamentu pro mediu de sas cales sa realidade si presentat.
E a questo proposito nos collegamos a questa che è sa dottrina della sostanzia, mol fai dato dell'accidente, qualche cosa che può essere o può non essere, uno la può tenere o non la può tenere, invece la sostanza è una caratteristica intrinseca, qualche cosa che appunto è di fondamento. De tutte le categorie, cussa più d'importo è scussa de sostanza, ipokeimenon in greco, usia, si queremos narrare proprio con questo termine specifico greco. Sa sostanza est tode ti in greco, che sta a narrare questa cosa specifica, questo vozzu, questo cellulare, questo apposentu, tode ti. Un ente autonomo che tiene vita in issu e tutto. Dunque, qualche cosa che pertocca da proprio la realtà in canto tale. S'essere è un aggregato di sostanze e ognuna di queste sostanze forma da quello che Aristotele chiama da sinulu e sta a narrare un'unione di forma e di materia. Sa forma è l'elemento attivo e determinante, sa materia invece è l'elemento passivo e determinato. S'essenza corrisponde a sa forma, toti en einai, quid erat esse, nato prima in greco e poi in latino, espressa da proprio su carattere fisso, che non muda da desa forma. Questa è l'essenza. S'accidente, come abbiamo nato, è la qualità che una cosa può dare o non avere, se ne accabare di essere su chi este. Espressa da una caratteristica, possiamo narrare, fortuita, accidentale della sostanza. E la dottrina della sostanza è legata alla dottrina del salvato causas. Salvato causas, identificata da Aristotele, sono appunto causa materiale, formale, efficiente e finale. Narrimos che le cause possono pertoccare cose naturali o cose artificiali. Se facciamo un esempio delle cose artificiali, possiamo pensare a un'istatua. È chiaro che la causa materiale di questa statua è sul marmo di cui quale statua è composta, la causa formale è la forma che si dà da questa statua, la causa efficiente è appunto il scultore che con sa mazzetta e si scrapeddu fa che si scultura da forma a questa statua, è proprio su chi la fraiga da si statua, e la causa finale è la punna, l'obiettivo su fine, per su quale questa statua è stata fraigata. Questo albato causa sono specificazioni, se possiamo narrare, della sostanza intesa in sa globalità sua. Come vediamo della dottrina del suo divenire e introduimos un concetto di fondamento o due concetti o mezzo che sono questo di potenza e di atto, come abbiamo nato, che proprio è un oggetto di studio della metafisica. Abbiamo già nato che la metafisica studia l'essere finza come potenza e atto. Potenzia i teste, potenzia lunare sa parola matessi in qualche maniera, è la possibilità da parte della materia di leare una determinata forma. Sattu, che viene definito con un termine greco entelechia, è la realizzazione di questa capacità, della capacità della materia molnato di leare una determinata forma. Sattu tenere una priorità gnosiologica, cioè dal suo punto di vista appunto della conoscenza, cronologica, dal suo punto di vista del suo tempus, ontologica, dal suo punto di annotto di vista dell'essere, conforma proprio a sa potenza. Ducasa, priorità gnosiologica, cronologica e ontologica, conforma a sa potenza. Sattu bene di prima, bene di innantisi della potenza. L'esempio classico che si fa è appunto si è nascido prima Sou o sa Buddha
Aristotele di narrare che nasce da prima sa Buddha, che este già entelechia, este già attu, este già realizzazione. Invece Zou este una Buddha in potenza, este una Buddha che non est ancora nascita, che non si è ancora realizzata. Questo è un esempio banale che tutto sul manuale, se preso a manco di storia della filosofia, tornano appunto a narrare in qualche maniera. Su divenire non è stato che su passaggio ducasa da sa potenza a sattu. Amo già io in sa filosofia antica che su divenire già vai da Eraclito appunto, pantarei, tottu appunto mudata, tottu narimoso este in perenne mudonzu. E questa concezione dinamica dell'essere, propria de Eraclitu, veniva contestata da Parmenide, in cui invece sa sostanza, sa realtà vodi appunto istatica, s'essere fu di eterno, immutabile, finito, eccetera, eccetera. Un altro aspetto di importo, di sicuro, è questa concezione di Deus in Aristotele. Deus venibidu come primo motore immobile, primo motore che non si muove. Pare di quasi una contraddizione questa, poiché come te va che di un motore, motto, questa parola in no che non sa zuada, è qualche cosa che si muove, come te va che da non si muovere? E narrimos che Aristotele in questa dimostrazione de Deus parti proprio da sa cinematica, sta narrare da sa teoria fisica del suo movimento. In sa serie de sas causas, narrimos che tocca sempre andare a sa causa che ha determinato questo determinato evento. Facciamo un esempio: se io muovo una cosa, questa cosa appunto non muove da un'altra, che a volta sua non muove da un'altra ancora, o sigherimos una cosa può essere movida, deve essere movida da una cosa, che andando appunto in seguito deve essere movida da un'altra cosa ancora, eccetera. Sicuramente non si può andare a s'infinito in sa serie di causas che hanno determinato un movimento, ducas tocca da ammettere che beste una causa prima che imprime del suo movimento a sas cosas, e questa causa è Deus. Deus che è concepito da Aristotele come atto puro, come si narra in italiano, atto puro, sena potenzia. Ducas, ma come va che Deus a muove sas cosas, si este vrimmo, si este immobile? Beh, Deus muove sas cosas con un atto di amore. Comente su chi est amato anda da s'amante, ducas beste appunto un atto di amore che attira da comente una calamita sas cosas a issu. Tenede Deus una forza calamitante, puro abbarrande vrimmu, esercita da un'attrazione su queste cose, e ducas sas cosas si muovono. Questo è chiaro che è una spiegazione metafisica, è una spiegazione pseudoscientifica che non tiene un fondamento in sa realtà, però intanto non vediamo come Aristotele appunto cerca di dare una spiegazione razionale de Deus e del suo movimento. Quando si va da Aristotele non si può fare a manco finza di fare un accenno a sa logica aristotelica. E narrimos che per disegnare sa dottrina della ragione Aristotele imprea su termine analitica. È proprio giusto narrare sa analitica, però narrimos sos scrittos de logica che sono contenuti in Sorganon a molbidu che sono narrimos in qualche maniera sono sos scrittos de logica che vengono accolti organicamente in un unico corpus. S'analitica, i test po Aristotele, sta narrare sa risoluzione de sua ragione in sos elementos costitutivos suos. Sa parola organon è stata impreata da Lisandro de Afrodisia, da un commentatore di Aristotele, e si barzi di questa logica in logica de su concetto, che è contenuta in s'opera aristotelica Categorias, logica de sa proposizione, che è contenuta in s'opera Supra desinterpretazione, e poi in ultimo tenemos sa logica de sa ragione de su sillogismo, che deva da sas operas Analíticos primos e segundos,
tra le due opere di Aristotele, noi proprio si va da su sillogismo. Partimos da esa logica di su concettu, è chiaro in maniera meda generale, in maniera meda levia, per non appesantire finza a questa ragione, però chilcamos de comprendere qualche cosa di prusu su questo filosofu importante per la storia dell'antichità. Tra parentesi, possiamo narrare che Aristotele è stato un filosofo dell'antichità, però già con sa conca proiettata quasi in sedade ellenistica, cioè in sedade che incomincia da con sa morte di Alessandro Magno, duca siamo in su 323 innanzi di Gesù Cristo, e proprio abbraccia sa cultura, s'intreccio tra sa cultura greca e sa cultura orientale. Narimoso che Issu e tutto Aristotele, come abbiamo nato, è stato maestro di Alessandro Magno, che Filippo II de Macedonia l'ha atticheriato a sa corte appunto de Macedonia proprio per fare da maestro a questo che ha essere su grande conquistatore Alessandro Magno. E abbiamo dato appunto della logica del suo concetto, può tornare a noi, che narimoso in sa prima parte Aristotele fa della differenza tra genere e specie. Su concetto può narrare del quadrilatero este specie con forma gusto de poligono, poiché poligono este su genere, a intro de su poligono beste come in specie su quadrilatero, però narimoso che quadrilatero poi este appunto vinzas a genere con forma gusto de quadrado, che ovviamente quadrado este una sottocategoria de gussa de quadrilatero e de poligono in qualche maniera. Ducas su genere este qualche cosa de prusu generale, sa parola è tutto non arada, si specie este qualche cosa de prusu specifico. Ducas una cosa specifica conforma a una cosa prusu generale. In sa logica della proposizione narimoso che Aristotele ite riguarda, ite pertocca da sos enunziados apofanticos, questa è una parola difficile, apofantico che narrare declarativo, e ducas pertocca da sas proposiciones, chi poten essere affermativas o negativas, pro su chi pertocca da sa calidade, o universales e particulares pro su chi pertocca da sa quantidade o s'estensione. Pro su chi pertocca invece su sillogismu est una ragione pro antonomasia e ducas postas determinadas premissas desighiere una congruida. Su sillogismu potet essere scientifico o dimostrativo quando est formalmente giusto, quando appunto est formalmente giusto, ma vinza al beru, ovviamente. Est giusto sotto l'aspetto desa vromma, ma vinza a beru. A volte su sillogismu però est giusto da su punto di annotto desa forma, ma faddido e sbagliato da su punto di annotto desa veritade. E appunto si parte da premissas farzas, lompede a concluidas falsas. Altro argomento che abbiamo accennato pertocca da sa fisica aristotelica. Sa fisica pertocca appunto sa sostanzias in movimento che si possono percepire per medio della sensibilità. Per Aristotele bisogna batto tipos di movimento, su movimento sostanziale, de qualitate, de quantitate, locale, che est circolare da su centro in sopra e da sopra su centro del mondo. Una delle teorie più famose è quella de son logos naturales, cioè sa terra e sabba, che sono più pesantes, andano conca a terra, invece su fuoco e s'aria, che sono più levios, andano appunto in artu. Sa concezione aristotelica della natura è finalistica, che secondo issu sa natura persigue fines, punnas, obiettivos, e su mondo è perfetto, che non manca de nuda, è finito, unico, eterno. È chiaro che questa concezione della fisica aristotelica, come abbiamo già accennato, contrasta con quella che ha essere la concezione fisica della scienza moderna, che quando Aristotele fa da dei logos naturales, che le cose più pesanti andano in alto, le cose più levias ruano in basso, è chiaro che è una cosa basata sopra delle osservazioni, possiamo narrare proprio immediata, sopra il senso comune.
Invece se dobbiamo rispettare la teoria di Newton, la gravitazione universale, proprio può ischire chi so scorposo, chi dotuso, chi beste in natura, in qualche maniera appunto che ruota sul centro della Terra proprio grazie alla gravitazione universale, a attrazione che la Terra esercita da sopra della cosa, dello scorposo. Quando fai da finza al definalismo in fisica, Aristotele, è chiaro che la fisica moderna, che si basa da sopra della matematica, sopra della matematizzazione della natura, non rezzi di sa causa finale, ma si basa da sopra sa causa efficiente. A sa fisica non importa di schire suvvine, poi una cosa avvenidi, poi una cosa succedidi, ma l'interessa da su poi una cosa succedidi. Ducas la matematizzazione della natura la tenimos in primo luogo con Copernico, ma ben di perfezionata con Galileo Galilei, quando appunto adotta da su metodo matematico, scientifico e sperimentale a si studio della natura. Isu vaghe una distinzione, Aristotele, intra l'universo fisico, che comprende so schelos formato dal etere, che è una sostanza vine, e su mondo sublunare formato da solbatteros elementos, teso scales abbiamo già dato, terra, aera e fuoco, già in Pedocle appunto ia da dato de questo solbattero elementos. Ducas est una fisica, potremmo narrare, de qualitade qualitativa, come si narra, no? Non è una fisica basata sopra della quantità, come la intendiamo in maniera contemporanea, moderna, una fisica basata sopra della matematica. A dimostrazione disinteressu mannu che Aristotele ha dato a tutte le scienze, vada finza ad aumentare appunto un altro ambito che è questo della psicologia, che è una parte della fisica che studia s'anima, psiche in greco, che è forma incorporata in sa materia. S'anima è una sostanza che informa da vita a una carena, a un corpus, e fa di maniera che una carena, vita in potenza, sia vita in atto. Ducas anima da proprio una carena, un corpus. Questa è l'anima, secondo la concezione aristotelica. E quest'anima tiene tre funzioni di fondamento. Una funzione vegetativa, e sta a sa capacità di nutrigare e tornare a nascere, una funzione sensitiva, e sta a sa capacità di si muovere, e questa intellettiva che è propria dell'uomo. Una caratteristica di fondamento per l'uomo è questa di essere appunto un animale razionale. Prosughi per tocca sa conoscenza, Aristotele narra che oltre a so schimbe sensos, beste un senso comune che costituisce la coscienza della sensazione, cioè a narrare sattino di intendere, sa consapevolezza, come si narra in italiano, sattino di intendere, e sa percezione de determinazione sensibile comune a prul senso. Su senso comune poi isso è proprio gusto. Questa di Aristotele dunque si configura come una forma di empirismo, che la conoscenza intellettuale non può fare a manco di questa sensibile, ma vinzas de anti-innatismo che non ammette di conoscenzias differentes dai gussas che vengono dall'esperienza. Ducas, finza si no che facinde un parallelismo con su penso de Platone, potremmo narrare che Platone fu di un innatista che rintracciai di proprio in sas cosas, in sas ideas innatas, finza s'origine de sas cosas, sas ideas esistono ab eterno in qualche maniera. Aristotele invece è un antinatista che non ammette di conoscenzias differentes da gussa che vengono da sa esperienza. Ducas, potremmo narrare che beste vinzas una differenza con Platone, che Platone, soprattutto in suo primo periodo, Aristotele si torna a fare un vago a suo penso del suo maestro, plus che non altro per la concezione appunto desistabilità e desiscenza contro sol sofistas, in cui invece tutto è relativo. Però si domanda da vinzas Aristotele come si può ricavare da qualche cosa
de chi sta da ultres de su mundu, commente sas ideas, commente si poden ricavare sas cosas de su mundu, sas cosas reales. Commente è possibile, si domanda ad Aristotele, a ricavare sas cosas reales da cosas che invece istana in si per uraniu, commente sas ideas de Platone. Ducas innoghe vidimos già una prima contestazione de su pensu de su maestru suo. Un altro aspetto meda importante per tocca da s'etica in Aristotele, casu bene a su gradu massimu, po issu est sa felicidade. S'omine contentu solu si bivede segundu sa resone. Pro Aristotele bisun duos tipos de virtude, sas virtudes eticas o morales e cussas dianoeticas o razionales intellettivas. Sas primas, sas virtudes eticas, sono in sostanza su dominio de sa resone, subra sas impellidas sensibiles. Sa prulmanna de sas virtudes eticas est sa giustizia, chi podet essere distributiva o commutativa, intesa comente conformidade a sa legges. Invece, in s'ambitu de sas virtudes dianoeticas o razionales intellettivas, nadimus chi gustas virtudes consistini in s'eserciziu matessi de sa resone. Sun proprias de s'anima razionale e comprenden appunto s'arte, su che in greco si narat tecne, sa sabidoria, in italiano la podimos tradurre comente saggezza, phronesis in greco, s'intelligenzia, su nous, si scienzia, dianoia in greco, e sa sapienzia, infine, sofia, su grado prulmannu appunto de sa connoschenzia. S'omine in sas aziones suas deve seberare su mediu giustu, il giusto mezzo, in medio stat virtus, come si narat in latino. Duncas in Aristotele proprio seberare sa moderazione su giustu mesu, su mesu giustu est proprio su criteriu de vita des omine, su criteriu eticu, ethos o mos moris latinu, che narrat appunto usu, costume, commente s'omine deve vivere in sa sociedade, commente amos nadu in sa prima puntata, quando amos presentato i test de sa filosofia, s'etica est una branca, una parte de sa filosofia che pertocca proprio s'agire des omine in su mundu, in sa sociedade. Issu ha faeddato Aristotele de s'amistade, ma i test de custa amistade. Amos già narradu chi s'amistade in issu tenet un importu mannu, che finzas est amigu de Platone, ma est prus amigu de sa veridade. Ma custa amistade, i test, in s'etica nicomachea, in s'opera chi amus già citadu, già mentovadu, agattamus un'analisi de s'amistade chi benit definita in grecu filia, philos, che narra appunto amiganza, amistade, che è una forma appunto di comunidade, questa amistade, koinonia, questo termine greco, comunidade, koinonia, e potete essere fondata sopra disutile, sopra disupreghere o sopra desa virtude. E sclaro che s'amistade fondata sopra desa virtude è questa vera, è questa che appunto è sa cifra proprio desa moralità in qualche maniera. Cussa fondata sopra esutile o sopra supreghere ovviamente non è un'amistade vera. Se deo fatto una cosa po' interessu e ducas isfrutto una cosa, una situazione, una persona pro interessu, questa è un'amiganza, un'amistade fondata sopra desutile. Deppo appunto tenere una punna, un obiettivo, un interessu. Quando invece s'amistade è disinteressata, cussa è sa vera amistade pro Aristotele. È sclaro che commente tutto questo filosofos Aristotele est occupato vinzas, questo filosofo che abbiamo nato, che si sono occupati de metas tematicas, issus est occupato vinzas des'arte, pro non li fa che mancare nuda in qualche maniera. S'arte il vita ad Aristotele commente mimesi, e sta narre commente imitazione e tenete una funzione appunto de conoscenza, finza s'arte tenete una funzione conoscitiva. Può accabare, narimo due cose sopra desa politica. Già Platone ha visto s'opera sa Repubblica, ma finza sa legge, se sono opera de carattere politico. Ecco, Aristotele intende sa necessità desa vita associata e individua da tre forme di governo. Ducas s'omine deve vivere in società, è un animale politico in qualche maniera.
Queste tre forme di vita associata sono la monarchia, e sta narrare su governo di un'ebia, monos, appunto, aristocrazia, aristoi, sol mezzus, su governo de sol mezzus, e infine sa politia, che è su governo de medas. Issu identifica da quest'ultima, proprio sa politia, come sa forma mezzus de governo che è una via de mesu intre s'oligarchia e sa democrazia, che sono degenerazioni appunto de sa politica. Difatti, sa degenerazione sono sa tirannia, posu chi pertocca da sa monarchia, cioè sta a narrare che sa monarchia può degenerare in tirannia. Sa seconda degenerazione è l'oligarchia, e sta a narrare che s'aristocrazia sul governo appunto de sol mezzus può degenerare in s'oligarchia che è sul governo de pagos. E infine sa democrazia intesa vinza come demagogia e ducas come qualche cosa in noi su popolo est assistato brado, potremmo narrare, una bellum omnium contra omnes, una sorta di stato di natura in cui appunto su popolo tiene sa supremazia sopra le autorità e ducas in questo si agatta da concorde con Platone che vidia in sa democrazia un pericolo. Platone tenia da una concezione aristocratica della politica, sol mezzus, sol filosofo, sol mezzus depiano appunto essere a capo della politica desi Stato. Ed questa di Platone a Molbito è una forma di statalismo. In Aristotele invece sa democrazia su Mattessi tiene una funzione appunto limitante, limitativa, e sa politia è sa forma mezzus de governo. Ducas amos un pago accabato con su pensu, con su meledu, con sa riflessione filosofica di Aristotele, che di sicuro è stato uno dei sos filosofos, pares con Socrate e Platone, questa tripide, questa trilogia, questa composizione de tres babbos des antichidade, che di sicuro hanno tenuto una influenza vinzasa in su pensu appustisi, pensamos vinzasa in edade mesu, in edade medievale, quando finzasi scolastica, e ducas a Tommaso de Aquino, tanto ponde citare uno, ponde mentovare uno de sol filosofo prusu de importo di questo periodo, ad s'este serviu vinzasa de sa concezione aristotelica proprio per fondare razionalmente sa veridades e sa vite, ma vinzasa in ambito fisico, in ambito cosmologico, Aristotele ha tenuto banco per tutta una serie di secoli, finzas a sa destruida definitiva pro more, pro medio di scienza moderna, che ha appunto torrau a mischiare, a mescolare sa scaltas e ha in qualche maniera dato incomincio a questa che è proprio la rivoluzione scientifica e ducas una rivoluzione copernicana, è proprio su caso di narrare una inversione de tendenzia a abbandonando, lasciando questa che è la concezione aristotelico-tolemaica del suo mondo e abbracciando una concezione noa. Deo postorro grazie a vos attento e vol dau appuntamento a sa prossima puntata de Noesis Filosofia in Sardu. Adioso.